interessò anche delle filande. A Ramon di Loria sorse una grossa avvertenza con l'azienda filandiera che c'era, la Filanda. La Tina Anselmi non esitò un istante e si prese in carico di continuare in un'azione per rivendicare che cosa in pratica? La possibilità di poter continuare a lavorare. E si verificò la seconda occupazione di fabbrica in provincia di Treviso. Eravamo nel 1952, quando mi sono interessato degli ospedali, dei dipendenti dalle opere pie. Dunque, le donne potevano essere assunte se erano nubili e quindi praticamente dovevano essere soggette all'essere nubile e nello stesso tempo anche al collegiamento. Ed essendo soggette al collegiamento potevano uscire soltanto nella giornata di riposo consentita o durante il periodo feriale o comunque certamente a titolo di permesso e così pure per quanto riguarda il nubilato dovevano conservare lo stato di nubile e quando si sposavano praticamente succedeva che dovevano dare le dimissioni, facevano firmare le dimissioni in bianco. E quindi la Anselmi prese in mano questa situazione e si dedicò per togliere e produrre altre normative che in quell'epoca erano necessarie per superare questa situazione di difficoltà. Benvenute e benvenuti, buon 8 marzo a tutti. Oggi è la giornata internazionale della donna e ci troviamo qui nella sede della CISL di Mestre in una sala che noi nel 2017 come CISL abbiamo intitolato appunto a Tina Anselmi. Tina Anselmi che è stata una figura molto importante per noi della CISL, è stata una fondatrice della nostra organizzazione sindacale e è stata anche una grande politica, una politica che ha lottato e ha rappresentato ad alti livelli istituzionali anche i diritti delle donne e ha fatto molte proposte di legge per la famiglia e per le donne. Un pensiero quindi molto attuale sul quale è bene anche oggi ritornare a fare delle riflessioni. La tempra di Tina Anselmi è stata benissimo delineata dalle parole di Lorenzo Cadamuro in apertura. Anche lui un fondatore della CISL e purtroppo scomparso recentemente. L'appuntamento di oggi non è un appuntamento per noi della CISL estemporaneo, fa parte di un progetto già avviato sulla figura di Tina Anselmi. Abbiamo già fatto delle iniziative per ricordarla, in particolare abbiamo dedicato a Tina Anselmi la giornata dell'8 marzo, per esempio del 2018, dove ci siamo focalizzati però su una parte di Tina Anselmi legata alla sua giovinezza, al periodo in cui ha dedicato appunto la sua vita alla resistenza, ma anche alla sua attività sindacale all'interno della CISL e per la CISL. Oggi con la presenza del professor Pitteri, che appunto aveva già fatto una pubblicazione intitolata La giovane Tina Anselmi, approfondiremo invece gli aspetti legati alla sua vita politica ed istituzionale. Sappiamo che Tina Anselmi è stata la prima donna ministro e appunto, come dicevo, all'interno della Democrazia Cristiana e nella sua attività parlamentare ha avuto appunto un ruolo molto importante per il nostro Paese, per le famiglie e per le donne italiane della Repubblica. Quindi abbiamo qui con noi Mauro Pitteri, un professore storico, uno storico appunto veneziano,
che adesso si sta accingendo a fare un ulteriore lavoro di approfondimento rispetto alla vita di Tina, alla figura di Tina Anselmi, e appunto dedicandosi ad attenzionare questa seconda parte della sua vita molto importante, perché stiamo parlando appunto di 40 anni di attività come politico, e ci confronteremo con delle riflessioni fatte in un opuscolo che trovate nella nostra pagina, nel nostro sito, lo potete consultare, ma questa prima, diciamo, pubblicazione fa parte di un lavoro molto più ampio. Infatti in autunno il professor Pitteri ci farà appunto dono di di una pubblicazione, insomma, più compiuta rispetto a questo tema. Il titolo che il professor Pitteri ha dato a questa prima pubblicazione, che è appunto diciamo una ouverture rispetto a quello che farà successivamente, l'ha chiamata appunto Una donna che riesce per tutte le altre. Seguiranno anche le riflessioni della dottoressa Adriana Coppola, che si occupa appunto di studi storici ed economici e collabora con il Dipartimento e l'Archivio Mario Romani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Mario Romani è un altro importante fondatore della CISL, uno stretto collaboratore appunto di Giulio Pastore. Grazie, iniziamo subito dando la parola alla dottoressa Adriana Coppola. Grazie, benvenuti, buonasera di questa giornata dedicata alle donne. Siamo qui per percorrere insieme il percorso di Tina Anselmi, così come lo tratteggia il professor Pitteri all'interno dell'opuscolo, del saggio che ha dedicato a Tina Anselmi come parlamentare. Ecco, io partirei, mi ha colpito nel leggerlo diversi aspetti che magari vedremo insieme questa sera, a partire dal titolo. Infatti è Tina Anselmi, una donna che riesce per tutte le altre. E di primo acchito ho detto, ma chi sono queste altre? Per quante donne lavora? Quante donne Tina Anselmi riesce a rappresentare nella sua attività? E in effetti Tina Anselmi è il prodotto di decenni di sviluppo, di lotte, di evoluzione di quello che viene considerato il movimento femminile. Di una parte, oltretutto, del movimento femminile magari meno nota, cioè il movimento femminile di stampo cattolico sociale. E dunque sono andata un po' a cercare tra le pieghe di questo movimento appunto di impostazione cattolica rispetto a quello del movimento socialista, di stampo socialista che è più conosciuto, e mi sono imbattuta nelle tracce di un'altra importante figura un po' dimenticata proprio di terra veneta, che si chiamava Elisa Salerno. Elisa Salerno, che si autodefiniva cristiana e femminista, una figura poliedrica vissuta tra la fine dell'Ottocento e i primi anni e la prima metà del Novecento, che è stata a lungo tempo un po' dimenticata, ma che vi proporrei al professor Pitteri come primo momento di riflessione e di confronto per le similitudini che sorprendentemente ha con l'opera che svilupperà Tina Anselmi nel corso della sua vita pubblica, politica, parlamentare, sociale, eccetera. Ecco, in particolare Elisa Salerno è stata una donna che ha fondato persino un giornale nei primi anni del Novecento. Nel 1905 pubblica il suo primo articolo su uno dei giornali dell'Azione Sociale Cattolica Vicentina. E poi prosegue per lungo tempo, per lunghi anni, la sua attività soprattutto di pubblicista e giornalista, pure fondando un proprio giornale che si chiamava La Donna e il Lavoro, e continuando a pubblicarlo finché la legge
fascista che toglie la libertà di stampa, lo chiude nel 1927. E questa figura mi ha colpito intanto per il suo impegno pubblico costante durante tutta la vita. Si è proprio votata all'educazione, all'evoluzione e alla promozione della questione femminile, e poi per i temi che essa ha analizzato nel corso della sua opera, che sorprendentemente appunto combaciano in tanti modi con quelli di Tina Anselmi. Ne proporrei due, da cui poi possiamo sviluppare in modo ampio il nostro discorso. Il primo è cosa vuol dire essere femminista e la concezione di femminismo. Elisa Salerno diceva: essere femministi significa volere la promozione integrale della donna nell'ordine domestico, economico, civile e intellettuale, secondo i diritti che le competono. Mentre essere antifemministi significa invece volere lo status quo, cioè che la donna sia pure in avvenire come OGD, depressa e sfruttata, destinata a subire sempre. E questa promozione integrale lei lo vedeva su questi 4 piani. Intanto sul piano domestico, in cui sollecitava insomma gli uomini a partecipare alle incombenze domestiche. In secondo luogo sul lavoro, in cui rivendicava 2 cose principali per le donne. Il primo è che il lavoro extradomestico fosse un diritto della donna, era pienamente legittimata a farlo, e in secondo luogo che il lavoro extradomestico fosse retribuito in modo pari all'uomo, perché l'opera nel lavoro in sé è a prescindere dal sesso della persona che lo compie. Poi nel campo della cultura, e dunque incentivava le donne a studiare, a edificarsi, e poi a essere attive nel sociale, anticipando la richiesta del diritto di voto. Quindi questa è la dimensione integrale che proponeva Elisa Salerno. Grazie Adriana, le suggestioni di questa Elisa Salerno che non conoscevo sono veramente ampie e sembra quasi un passaggio di testimone, una staffetta. Certo c'è stato in mezzo lo iato del fascismo che secondo me ha cambiato completamente le cose, perché Tina Anselmi ha potuto fare la resistenza e quindi un momento particolare di partecipazione attiva che altre generazioni di donne non hanno potuto avere. La resistenza è proprio la prima volta forse in Italia che le donne partecipano attivamente e lì proprio matura anche l'idea del diritto di voto e dell'estensione del diritto di voto, il suffragio universale anche alle donne. Ma la cosa che collega di più è il lavoro, donna e lavoro, la concezione del lavoro. Tina Anselmi parte come sindacalista e quindi vede direttamente le condizioni di lavoro femminile che erano una situazione nelle filande qui in Veneto che lei organizza assolutamente sfruttata, dove le donne lavoravano tantissime ore e venivano remunerate poco. Questo ne fa tesoro e se lo porta nel lavoro parlamentare. Se andiamo a vedere, le prime cose che lei fa in Parlamento sono proprio leggi a tutela del lavoro femminile. Interviene nella Commissione Lavoro per tutelare le donne madri e lo fa con tale passione che affidano a lei l'incarico di coordinare tutti i vari progetti di legge e diventa relatrice della legge che riforma quella vecchia del 1950 e che estende a molte donne che ne erano escluse il diritto ad avere i mesi di congedo obbligatorio per la gravidanza. Ma la cosa più importante, la novità assoluta che lei introduce è anche l'astensione facoltativa che prima non c'era. Quindi dentro il primo anno di vita del bambino l'astensione facoltativa e poi nei primi 3 anni di vita il diritto ad assentarsi quando il bambino è malato. Ecco, queste sono cose che da un lato tutelano la madre, dall'altro, e in questo qui vedo un po' la concezione cristiana, è un'idea più larga, non la donna come individuo. Tu parlavi di integrale, si sente molto il personalismo francese, ma la donna è inserita in un contesto che diventa persona perché ha delle relazioni con gli altri, in questo caso per dei cristiani
è ovvio, è la famiglia e quindi tutela anche del bambino, non solo e principalmente. Ecco, io direi che questa è la differenza forse principale tra i movimenti femministi, diciamo così, anche se la parola poi si è caricata di vari significati a seconda del periodo storico in cui la si pronuncia, ma per dire tra il femminismo di tipo cristiano e quello più laico, radicale, socialista, una maggiore attenzione alla famiglia, cioè l'idea che la donna può realizzarsi anche in famiglia, che anche quello domestico è un lavoro, ma la donna deve avere il diritto di scegliere, non può essere relegata al lavoro domestico perché la società le impedisce di fare altre cose, né, come accadeva alle filandine, essere costretta a lasciare la famiglia per lavorare fuori, ma perché altrimenti si moriva di fame. Quindi lavoro è entrambi sono lavori, domestico ed extradomestico. L'importante è che la donna possa scegliere, ma perché possa scegliere bisogna agire su un contesto sociale più ampio. Ecco, mi pare che queste cose siano molto interessanti e attinenti con quanto diceva la Salerno. Nel saggio io trovo, giusto per proseguire su questo tema del mettere in condizioni le donne di scegliere, affinché la scelta tra lavoro e famiglia non sia una scelta obbligata dalle circostanze. Trovo qui una citazione di Tina Anselmi proprio a proposito della sua opera come legge in merito alla legge sulla maternità, che va a toccare appunto la precedente legge del 1950, che a sua volta era stata impostata da una sindacalista, da Teresa Noce, quindi è bello questa idea di staffetta, di passaggio di testimone anche da questo punto di vista, che le due leggi che man mano adeguano la legislazione sulla maternità e sulla tutela della nonna del bambino, della donna e del bambino, siano state alla fine inizialmente promosse da due sindacaliste di orientamento diverso, ma comunque con chiaro l'obiettivo finale di risollevare e di modificare lo status quo, insomma, è quello che Elisa Salerno identificava come uno status quo antifemminista, insomma, che combatteva l'attiva partecipazione della donna alla società. E dicevo quanto era importante per Tina Anselmi che l'ambiente permettesse alla donna di scegliere, altrimenti dice come se si dà spazio alla maternità è giusto fornire i servizi di sostegno a questa donna dopo che supera la maternità, gli asili nido, ecco tutto l'interesse sugli asili nido e sulla riforma della scuola, su quella che poi diventerà la riforma della scuola. E proprio questa idea di modificare le condizioni esterne, di riuscire lentamente a modificare la mentalità, la cultura di questo paese, che insomma nei primi anni 50 a volte fatica a incamminarsi in maniera decisa verso posizioni moderne, anche qui c'è un bel parallelo da prendere in esame, cioè l'idea di mettere insieme il diritto acquisito, sancito per legge, insomma la Costituzione afferma un sacco di diritti formali per le donne, ma arrivare oltre alla tutela del diritto in sé anche alla tutela della dignità vera e propria, per raggiungere appunto una promozione che fosse integrale. E anche qui c'è un piccolo aneddoto, una piccola tematica, piccola grande tematica di cui parlava anche Elisa Salerno, ed è quella ad esempio delle case chiuse. E dice: inutile che lo Stato punisce come reato una cosa che in realtà tollera e anzi insomma promuove quasi, tutela la prostituzione di Stato. Ed è importante anche qui un passaggio, questa cosa la scriveva Elisa Salerno nel 48, e è bello che poi Tina Anselmi insieme a tutta la squadra, insomma le altre donne che si sono occupate del tema, non ultima la firmataria di Lina Merlin, abbia voluto impostare questo percorso di promozione
proprio per tenere insieme non solo i diritti affermati in maniera formale, ma anche sostanziale. Credo che questa idea di non focalizzarsi sulla singola questione, ma offrire occasioni di promozione su più ambiti, in ambito sociale e legislativo italiano, siano al centro comunque di tutta l'opera parlamentare di Tina Anselmi, a partire dalla legge Merlin, ma non solo, credo in tutto il resto delle sue numerose proposte di legge. Certo, io direi che un filo conduttore potrebbe essere in una parola che torna spesso in Tina Anselmi, ed è la parola responsabilità. È significativo che in parallelo alla legge sulle lavoratrici madri va avanti in Parlamento anche quella che dovrebbe istituire anche in Italia gli asili nido. E vanno di pari passo, perché l'istituzione degli asili nido è ovviamente un aiuto alla donna che lavora, perché altrimenti non riuscirebbe contemporaneamente a assolvere ai suoi doveri di madre di famiglia e all'attività lavorativa fuori dalla famiglia stessa. Quindi c'è tutto questo discorso che lei porta avanti. Non a caso si occupa di fiscalità, di assegni familiari, proprio per aiutare concretamente quelle donne che invece scelgono di fare un lavoro domestico, ma che in qualche modo devono comunque essere rispettate. La loro dignità va rispettata e responsabilizzate. Per quel che riguarda il discorso sulla sfera della sessualità, anche qui lei ha fatto numerose proposte di legge dove la parola responsabilità era centrale, per esempio l'istituzione dei consultori. Il consultorio che non doveva essere semplicemente un aiuto igienico-sanitario, altrimenti, questo lo dice lei, il rischio è che la sessualità diventi semplicemente genitalità, ma doveva essere qualche cosa che aiutava queste coppie a unirsi e poi a rimanere unite. È un modo con cui, negli anni in cui in Italia si parla di introdurre il divorzio, dell'indissolubilità del matrimonio, di dare un aiuto concreto alle giovani coppie di rimanere unite. E poi anche tutto il discorso dell'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole. Ora Goffredo Parise l'ha stuzzicata con una battuta: l'Anselmi vuole insegnare il sesso a scuola come si insegna l'analisi logica. Allora Anselmi, anziché risentirsi, ha fatto propria questa e nell'intervento parlamentare ha detto chiaramente di essere d'accordo con Goffredo Parise, tra parentesi veneto anche lui, ma gli ha anche detto che lei non intende creare una materia. L'educazione sessuale deve essere un modo con cui le altre discipline vengono insegnate, è un modo con cui a scuola si abituano i ragazzi al rispetto vicendevole. Lei usa una bella frase che forse per una cattolica può anche stupire, che bisogna togliere il discorso della sessualità da come qualche cosa che è inerente al peccato, perché anche l'angelismo puro non è umano, come non lo è l'edonismo più sfrenato. Quindi è un discorso, quello da fare a scuola, che dovrebbe aiutare ragazzi e ragazze alla responsabilità reciproca, perché la sessualità, e questa è una frase molto bella con cui lei chiude quell'intervento, in fondo è una delle forme più umane, perché è una forma di comunicazione e l'essere umano è un essere che comunica. Ecco, in questo senso io direi che sono posizioni estremamente moderne e che in qualche modo dovrebbero essere riprese. Ripartendo proprio dalla capacità comunicativa di Tina Anselmi, mi sovviene questa riflessione. Adesso, attraverso il suo scritto e anche altri scritti che sono stati fatti, altre biografie che sono state scritte in merito a Tina Anselmi, lei figura spesso come a questo ruolo di unica donna. Non so, pensando alle foto che la ritraggono unica donna all'interno della brigata partigiana, oppure unica donna sindacalista, sempre all'interno di una foto, nella delegazione che va al primo congresso della CGIL unitaria come sindacalista, oppure unica donna che fa la foto nel gruppo dei ministri quando viene per la prima volta nominata, unica donna chiamata a presiedere la commissione d'inchiesta sulla P2,
Quindi lei ha, da un lato c'è questa sua figura di unica donna, dall'altro invece nella sua opera si vede una grandissima capacità di unione e quindi di comunicazione e dunque di unione tra altre donne spesso di altre idee politiche. E questa sua opera nascosta, insomma, nascosta nel senso che non emerge magari dalle foto più note, va secondo me sicuramente rivalutata. Come esempio, citerei ad esempio la riforma del diritto di famiglia, o comunque ad esempio la sua capacità di lavorare in team con appunto donne di tutto il Parlamento, che arrivano da varie province di tutto il Parlamento, tra cui ad esempio un'altra Tina Lagostena Bassi, che appunto collabora alla stesura del nuovo diritto di famiglia e poi le sarà accanto all'interno appunto del gruppo che prepara e lavora poi sulla legge faticosissima contro la violenza sessuale, approvata solamente nel 1996, anche qui frutto di una raccolta, di una lotta portata avanti nei tribunali, una lotta portata avanti nelle manifestazioni, andando a parlare con le donne, portando fuori i problemi, riuscendo a porli di fronte a tutte le rigidità che lo Stato, attraverso la sua legislazione, oltre che alla cultura e alla mentalità comune, frapponevano nel riuscire ad arrivare a una piena appunto legittimazione della dignità femminile, al di fuori, uscendo quindi della tutela imposta, derivata dagli anni fascisti, della donna come soggetto debole a prescindere. Ecco. Quindi questa è una sua caratteristica che secondo me va molto valorizzata, questa capacità appunto di unire, e in secondo luogo fino ad arrivare all'istituzione della Commissione per le pari opportunità alla fine degli anni '80. E appunto in questo suo ruolo di presidente delle pari opportunità, nel 1993 Tina Anselmi promuove il primo convegno europeo sulle ruolo e prospettive della donna nell'economia. Il primo convegno che viene fatto in Europa su questo tema, è una pubblicazione appunto curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nella sua introduzione Tina Anselmi scrive un'altra delle sue, una citazione, vi voglio citare una frase che anche riflette una sua idea ben precisa di come approcciarsi ai cosiddetti problemi delle donne. E Tina Anselmi dice, infatti, non si tratta di porre problemi in quanto problemi delle donne, ma di porli come contributo a scelte generali, dove l'interesse delle donne può e deve coincidere con l'interesse generale di una società giusta ed efficiente, che riconosce e valorizza tutte le sue risorse, comprese quelle finora poco esplorate od ascoltate. E in queste parole mi sembra risuoni una vecchia frase di Don Milani, quando diceva: sortire individualmente dai problemi è avarizia, sortirne insieme è politica. Hai messo un bel po' di carne al fuoco, quest'ultima citazione è veramente suggestiva, ma io direi che questo è proprio ricollegato a tutta la sua storia. Dicevi unica donna. Sì, però forse nella Resistenza è stato proprio il momento in cui non si è sentita unica donna, perché lì le donne a partecipare erano parecchie. E infatti in convegni successivi dirà che da questo punto di vista ha visto una regressione, cioè meno donne rispetto negli anni 70, paradossalmente, c'erano meno donne in ruoli dirigenziali delle istituzioni che alla fine degli anni 40 e nei primi anni 50. Comunque, al di là di questo, la cosa interessante è il suo
porsi nell'ambito della formazione. Lei, quando era nel movimento femminile democristiano, si occupava soprattutto di formazione, dove ha avuto grandi soddisfazioni ma anche cocenti delusioni, perché molte donne nel momento in cui si sposavano rinunciavano a continuare la propria attività politica. E questa era una delle cose che bisognava superare, perché lei diceva che non basta la democrazia solo esercitarla, ma bisogna anche testimoniarla con l'impegno. Questo è anche uno degli appelli che rivolge poi alle giovani nei convegni dove lei andava quando non faceva più attività politica. Ma poi ci sono tante altre cose in quello che hai detto. Per esempio l'inserimento, anche qui una sua grande vittoria, l'inserimento anche del congedo parentale per il marito, non solo per la moglie, ma questo non per favorire chissà quali interessi particolari, ma perché così è evidente che non c'è una distinzione di ruoli tra uomo e donna nella famiglia, ma che i ruoli devono essere gli stessi sia dentro sia fuori dalla famiglia. Ecco che dunque anche il padre deve avere il congedo parentale. E tutto questo nella legge. Poi l'altro discorso che facevi, superare questa legislazione che vede la donna come una qualche cosa che va difesa sia socialmente sia perché è più debole fisicamente. Lei quando fa la legge, quando propone la legge sulla parità salariale, lo dice proprio, bisogna superare questa concezione che c'è nella legislazione fascista, che per esempio vietava alle donne di lavorare in miniera. Ma negli anni 70 la tecnologia è tale per cui un divieto di questo genere non ha più ragion d'essere, oppure che le donne non potevano trasportare pesi, che rimaneva ancora nella legislazione degli anni 70, quindi le donne non potevano essere assunte dove si trasportava pesi, ma adesso con la tecnologia moderna, con l'avanzare di tutte le macchine che possono sostituirsi alla forza fisica, anche questo non ha più senso. Ed riesce ad abrogare queste normative che vedevano la donna come un essere debole da difendere. Poi l'altro discorso che lei mette dentro è quello delle quote. Riservare delle quote alle donne è contro la loro dignità. Uno, perché queste quote, scusami, non verranno mai rispettate. E due, perché bisogna, proprio perché le donne per fortuna negli anni 70-80 hanno aumentato la loro scolarizzazione, bisogna pensare a occupazioni nuove, all'imprenditorialità femminile. Lei chiede alle regioni di fare questo esperimento, di organizzare corsi per 1000 donne per abituarle ad avere una cultura imprenditoriale in modo che possano mettersi per conto proprio e intraprendere queste attività professionali. Ecco, poi sì, ci sarebbe tanto altro da dire sulla laicità. Beh, a parte il fatto che in Parlamento se tutte le donne non fossero state unite al di là delle posizioni politiche, quelle leggi non sarebbero mai passate. Quindi era una specie di giocoforza che trovassero un'intesa tra tutte. Ma lei in questo era particolarmente abile, ma a mio avviso perché viene dalla Resistenza, in un momento in cui tutte, indipendentemente dalla collocazione politica, hanno lottato per la democrazia. Questo rimane come germe dentro le donne di quella generazione, indipendentemente poi da dove siano schierate politicamente, molto più che nei maschi, molto più che nei maschi. Le donne hanno saputo fare squadra per ottenere quelle leggi, perché la legge sulla parità salariale è un capolavoro parlamentare, perché è riuscita a farla approvare in un anno, nonostante tutte le opposizioni tipo questa di chi riteneva che la donna era ancora debole e quindi determinati lavori non li poteva fare, e per certi versi questo legittimava anche il fatto che venisse pagata di meno. Ecco, mi sembra che questa sia stata una delle conquiste principali di questo contesto politico di quegli anni 70. Aver ribadito almeno sulla carta che non c'è differenza dal punto di vista lavorativo. Riprendendo la questione dell'imprenditorialità, così come la questione della responsabilità, mi viene in mente un passaggio che sta
al termine del saggio che la CIS Veneto appunto hai preparato per la CIS Veneto in occasione della giornata di oggi, e dice che mette in rilievo nelle parole di Anselmi proprio la necessità di aiutare la donna a essere presente nel mondo del lavoro, nel sociale, nella politica, per consentirle l'assunzione di precise responsabilità. Dice ancora: i nostri governanti devono rendersi conto che il mondo sta cambiando. Il mondo negli ultimi mesi purtroppo è cambiato in maniera radicale e nonostante i progressi che non si possono negare dal punto di vista della promozione, soprattutto nel passaggio tra tutela e invece promozione delle pari opportunità femminili, ci ritroviamo ancora a leggere sui giornali che il Covid comunque ha causato nel mondo del lavoro una perdita di oltre il 70% di posti di lavoro, che la perdita dei posti di lavoro è a carico soprattutto delle donne, è a carico soprattutto delle madri. Torniamo a leggere sui giornali che la questione delle parità salariali, che poi si riflettono anche in disparità dal punto di vista pensionistico a sfavore delle donne, e ci ritroviamo ancora a leggere dei partiti che discutono se avere una doppia leadership paritetica maschile e femminile. Ecco, su cosa possiamo trovare un riferimento in Tina Anselmi per affrontare, continuare ogni volta senza ricominciare, avendo l'impressione di dover ricominciare sempre da capo, ma volendo trovare nella vita, nell'esperienza e nei tanti testi di Tina Anselmi un punto di riferimento, un punto di guida in questi tempi difficilissimi. Ma guarda, lei lo diceva chiaramente, l'ha detto varie volte nei suoi interventi, che le conquiste non sono mai definitive, ma vanno ogni giorno riconquistate. E questo mi sembra che sia proprio uno di quei momenti in cui questa affermazione della Tina Anselmi è attualissima. Nel momento in cui, per esempio, si parla di aumentare i benefici per l'assistenza ai bambini in vista della chiusura delle scuole. Ancora una volta tra i due, se quelle famiglie fortunate che hanno due retribuzioni, tutti e due i genitori lavorano, è chiaro che chi rimarrà a casa è chi prende il salario più basso, e siamo ancora in una situazione in cui il salario più basso lo prendono le donne. Quindi io direi che proprio questo momento qui è la dimostrazione di come le donne, e non solo le donne, perché ha ragione lei, dobbiamo farlo tutti noi, devono continuare a lottare perché queste conquiste degli anni 70 non siano e non rimangano solo sulla carta. E poi proprio questo accenno che hai fatto al Covid mi fa venire in mente, visto che siamo in piena campagna vaccinale, mi fa venire in mente quello che ha detto lei, non tanto come Ministro della Salute, ma dopo, quando è tornata a essere parlamentare e si parlava della vaccinazione obbligatoria contro il tetano. Ebbene, lì non si sono posti il problema della coerenza con quanto veniva detto dal mondo scientifico, ma semplicemente lei sosteneva che il mondo scientifico aveva la priorità e quello che diceva la scienza, il politico non doveva far altro che attuarla nell'interesse del paese. Voglio leggervi proprio queste 3 righe che lei ha detto in occasione della presentazione della legge. Trattandosi di un provvedimento predisposto sulla base di indicazioni di un organo scientifico sanitario, il provvedimento che rendeva obbligatoria la vaccinazione antitetanica per i bambini, ne propongo l'approvazione della Commissione, non potendo noi sottrarci a quello che diventa praticamente un obbligo, e quindi proponeva alla Commissione parlamentare sulla salute di approvare quanto veniva detto dal Comitato Tecnico Scientifico di allora. Ecco, mi pare che questo sia un buon insegnamento per chi oggi ancora ha qualche dubbio sull'utilità dei vaccini e di come in fondo
personaggi della nostra storia, della tanto vituperata Prima Repubblica, personaggi di quel periodo, abbiano lasciato talmente tanto materiale da poter oggi riprendere e da recuperare, perché anche la nostra vita politica attuale sia un po' più adeguata alle circostanze, non solo politicamente ma soprattutto culturalmente. Avevamo poco tempo, il tema della cultura non abbiamo potuto trattarla, ma per Anselmi l'emancipazione delle donne passava per la scuola. Lei a posteriori fa quasi sua la riforma della scuola che ha portato l'obbligo ai 14 anni, la principale riforma forse dell'Italia repubblicana, quella che attua veramente l'articolo della Costituzione per cui la Repubblica rimuove gli ostacoli. Ecco, la scuola dell'obbligo ha permesso a centinaia di migliaia di ragazze che prima, se andava bene, si fermavano alla quinta elementare, di continuare a studiare e quindi di poter intraprendere un'attività professionale che permettesse loro l'inserimento nella vita lavorativa. Ecco, mi pare che di spunti ne abbiamo detti anche molti. Io ringrazio la CISL Veneto che mi ha dato l'opportunità di affrontare questo personaggio che per me è affascinante, e auguro a tutti a tutti, non solo alle donne ma anche agli uomini, perché rientrando nella logica di Tina Anselmi, la questione femminile è una questione che deve riguardare l'intera società e non solo le donne, quindi auguro a tutti e a tutte un buon 8 marzo. Grazie al professor Mauro Pitteri, un saluto alla CISL Veneto e di nuovo un ringraziamento per l'iniziativa e per aver voluto portare in questa maniera diffusiva il personaggio e la storia di Tina Anselmi. Grazie ancora e buon 8 marzo. Grazie ai nostri relatori per gli importanti contributi che ci hanno offerto, per gli stimoli, grazie quindi al professor Pitteri e alla dottoressa Adriana Coppola, ed ora la parola alla segretaria regionale della CISL, Cinzia Bonan. Grazie Valeria, grazie Mauro di averci oggi accompagnato in questo momento di riflessione dalla nostra sala riunioni della CISL Veneto Tina Anselmi, a lei dedicata, perché qui abbiamo avuto l'occasione, come me, molte altre giovani delegate sindacaliste, di conoscerla e pertanto di avere da lei quella capacità di trarre appunto dal nostro impegno l'energia necessaria a continuare ad esserci, continuare a impegnarci per il mondo del lavoro, dove all'interno di questo le nostre donne ovviamente devono trovare la piena realizzazione per andare avanti insieme, ovviamente in un momento difficile come questo, come ben sappiamo, di una necessaria appunto ripartenza e resilienza perché venga salvaguardata la sostenibilità e il bene comune. Oggi una delle domande che vengono più rivolte a noi donne: a cosa serve festeggiare oggi, nel 2021, in particolar modo il giorno della festa della donna, l'8 marzo? Io credo che fermarci a riflettere sui problemi che ci sono per perseguire insieme una strategia di miglioramento sia sempre importante, è fondamentale appunto per la nostra emancipazione, ma per l'emancipazione e il benessere di tutto il genere umano. E quindi in questa riflessione ringrazio appunto Mauro Pitteri per averci portato a far emergere quella parte di impegno che a Tina Anselmi ha appunto dedicato la propria vita, ma l'ha dedicata anche per un benessere che poi la nostra generazione ha avuto. Gli anni '80 sono stati gli anni dove si è entrate noi donne da un concetto dove il reddito del lavoro in primis doveva servire ancora per farsi la dote, e ne siamo uscite con un concetto che il matrimonio si basava prima in una verifica di rispetto attraverso una convivenza che in quel decennio, appunto, attraverso il valorizzare il diritto della famiglia è stata proprio riconosciuta. E via via una serie di altre
tutele, di altri diritti ci hanno accompagnato appunto per arrivare a oggi. Ma oggi, anche se abbiamo una legge sulla parità nella famiglia e nel lavoro, come diceva Tina Anselmi, c'è ancora molto da fare. E io voglio pertanto, per dare appunto anche valore al lavoro fatto da Pitteri e per invitare tutti a leggere intanto queste pillole sue dedicate, ma molto molto ben definite per portarci in un percorso che ci fa capire l'evoluzione dei diritti della famiglia e della donna, perché ci sono stati dei passi molto importanti che hanno maturato ovviamente nel corso di decenni. Come è stato detto, Tina è stata primo ministro, ma Tina è stata la prima donna, ma non è stata appunto una donna sola, perché come sappiamo, noi che abbiamo avuto la fortuna appunto di conoscerla, ma di conoscere molte altre donne, lei era molto sostenuta da molte donne, a partire dalle donne della sua famiglia e anche dagli uomini, ma in particolar modo lei si sentiva questo sostegno che gli dava la forza ovviamente di andare avanti. Quindi oggi dobbiamo anche appunto valorizzare il fatto che come sindacato il nostro impegno è quello di continuare a mettere insieme le persone. Tina ci credeva, è per questo che veniva nelle nostre sedi a ricordarcelo ogni occasione, ogni volta che poteva, in particolar modo l'8 marzo. Allora, leggo questo passaggio che è molto importante. Ancora molto non è stato compiuto, ma è da compiere al più presto. È quella della messa in campo di servizi capaci di aiutare la donna a consentire di essere presente nel mondo del lavoro, nel sociale, nella politica, per consentirle l'assunzione di precise responsabilità. La donna deve essere messa in grado di armonizzare le sue diverse esperienze di madre, di moglie, di persona impegnata. Il mondo sta cambiando, ne usciremo cambiati. In questa prospettiva la donna deve poter giocare un ruolo di primo piano. Quanto attuali sono ancora queste parole. Inoltre, lei non perdeva occasione di dedicare appunto un pensiero alle giovani donne, al nostro futuro, e quindi chiudo questa giornata importante appunto dedicando un pensiero di Tina alle giovani. Le giovani, diceva, non possono e non devono rifuggire dalla possibilità dell'impegno sociale e politico. Durante la Resistenza, quando Tina appunto fu chiamata a dover scegliere dove stare, furono moltissime le donne giovani che non si sottrassero, come lei l'ha chiamata, e che non esitarono a mettere a repentaglio la loro vita per dare un contributo al futuro democratico del paese. Non bisogna, diceva, aver paura di sporcarsi le mani, di prendersi a cuore i problemi della collettività. La cosa più grave che potremmo fare, ci diceva sempre, è quella di voltare le spalle alla chiamata dell'impegno sociale e civile. Oggi le esigenze del mercato economico e quelle della sostenibilità sociale non possono prendere direzioni opposte, devono essere in continuo dialogo e trovare le soluzioni più adeguate. Per questo che oggi rivolgo ancora l'invito alle giovani di impegnarsi anche in una piena vita sindacale, in tutti i luoghi di lavoro, essere protagoniste di quei miglioramenti che ci possono consentire di vivere in pienezza la nostra vita. Per superare le quote rosa dobbiamo esserci e vogliamo superarle. E vogliamo, dopo oltre 70 anni della nostra Repubblica, poter anche magari festeggiare finalmente in futuro un nuovo Presidente del Consiglio donna, perché il primo ministro donna ce l'abbiamo avuto, a quasi 50 anni dalla sua nomina. Pensiamo che possa essere giunto il momento anche per il nostro paese, o almeno intanto per il nostro Veneto,
di ambire che una donna sia sostenuta da tutti noi per poter decidere anche le sorti insieme a noi del nostro paese, del nostro futuro. E allora adesso auguriamo a tutte le nostre donne e a tutti gli uomini che amano le donne, perché se siamo felici e contente, grazie anche a tutti gli uomini che amano le donne, di festeggiare insieme quest'8 marzo. Quest'anno l'invito a farlo appunto vicini, anche se mantenendo le distanze per il nostro bene, con l'augurio, come ricordiamo, che il vaccino ci possa far abbracciare tutti quanti presto. Buon 8 marzo a tutti.